Con noi ora Raffaele Padrone, esponente del sindacato FSP Polizia. Buonasera Padrone. Buonasera direttore, buonasera ai telespettatori. Senta, la domanda ricorrente in questi giorni è: ma il moto ondulatorio degli automezzi della polizia è qualcosa di particolare che va monitorato o come? È la nuova specialità della Polizia di Stato. Ecco, no. La buttiamo in ridere perché insomma penso che l'intervento la dobbiamo del buttare ministro Lamorgese sia stato imbarazzante per voi stessi. Bravo, la buttiamo in ridere, la risposta era per ridere. Quando dobbiamo trovare delle giustificazioni, e se le giustificazioni le trova l'operaio della base, mi sta bene per difendersi, ma quando il Ministro trova queste giustificazioni credo che poi entriamo nel ridicolo. Lei non ha idea cosa non è passato sui social, tra i colleghi, le immagini che sono passate, didascalie che sono passate su questa cosa. Allora, trovare una giustificazione per dire che è mancato un sistema di comunicazione dell'intelligence doveva essere detto così, con 3 parole. Assumersi le responsabilità di non aver percepito questa situazione che può degenerare all'interno della manifestazione, perché sappiamo benissimo che una manifestazione è garantita dalla Costituzione, credo che sia l'articolo 17 che dà la possibilità a chiunque di, con eventuali problematiche, comunque eventuali rilasci di permessi, può manifestare. Quindi siamo in un paese democratico, l'articolo 17 della Costituzione lo permette. È vero anche che poi esiste un testo unico di legge di pubblica sicurezza con cui si basa poi l'autorità del questore, del prefetto e del sindaco, ma in questo caso il questore, dall'articolo 18 all'articolo 24 del testo unico, parla chiaro: se sentore, e infatti si dice in sentore, può decidere di annullare una manifestazione. Ed è quello che è avvenuto in alcuni casi in Italia in questi giorni, cioè l'annullamento di alcune manifestazioni. Questa è la nostra legge, questa è la nostra Costituzione. Quindi tutte quelle fesserie, mi permetta, su Facebook, su altri social, io credo che sia meglio parlare con codice in mano, a fianco, che diventare tutore di colpo dell'ordine, diventare ministro, diventare di uno che non è Green Pass, diventare uno che non vuole i vaccini. Cioè, quando parliamo per dati di fatto. Io sarò impopolare in questo momento, però purtroppo ragiono con questo davanti, col codice. Il codice permette questo, si fa questo, il codice non lo permette, non si fa questo. Quello che è avvenuto in Trieste è stata... Però a Trieste la situazione è leggermente diversa. Sì, perché... ma a Trieste, direttore, avevamo 100 persone di Trieste e 2500 che venivano da fuori regione. Per cosa? Per fare confusione. Non è così, perché io ho sentito certo, dei sindacalisti del porto, non della polizia. Mi riferivo alle 2 manifestazioni, una ieri e un'altra oggi, che sono state annullate dagli organizzatori per la paura di infiltrazione di questi black bloc. La domanda diciamo la stessa cosa in lingua tecnicamente diversa, ma abbiamo detto la stessa cosa. Cioè... ma volevo chiedere a lei, fermare le infiltrazioni, monitorare eventuali pericoli di come dicevo prima, e fermarle dovrebbe essere compito della polizia. Certo. Perché poi quello che succede è che abbiamo il ministro che va a denunciare e a raccontare il famoso sistema ondulatorio, quando doveva dire quello che gli ho detto all'inizio del mio discorso: la mancanza di comunicazione, la mancanza di un intelligence che non ha funzionato. Questa è la realtà, perché poi vede, non è rispondere la stessa cosa o modificare la sua domanda, ma abbiamo visto cosa succede. Abbiamo visto cosa succede quando la polizia ferma 4 persone per chiedere documenti e ci ritroviamo sui giornali accusati magari di razzismo dagli avvocati delle persone che fermiamo. Perché? Perché nel momento in cui c'è l'azione della polizia, di colpo escono cellulari.
Però non escono i cellulari quando la polizia arriva e chiede i documenti, perché se io le chiedo i documenti per la strada perché devo identificarla, se lei mi manda a quel paese la polizia ha l'autorità di prenderlo e di caricarlo in macchina. Fatalità, in quel momento escono i cellulari, dovevano uscire i cellulari anche prima, quindi quando arrivava la polizia. A Trieste è successa la stessa identica cosa, si sono visti i poliziotti che anziché caricare per sfollare le persone, per quindi far transitare chi desiderava andare a lavorare, hanno usato gli idranti, non hanno usato i manganelli. Poi abbiamo visto anche colleghi... Pare che abbiano usato anche i manganelli in realtà. Pare... Allora fortunatamente, devo dire, fortunatamente che non c'erano i cellulari in quel momento. Allora le immagini ci sono, poi anche le immagini vanno vagliate in quel momento. Io non ero presente, quindi non posso esatto. mettere la mano sul fuoco, però da quello che ho visto mi pare di aver capito che sono stati usati anche i manganelli. Però vede, il problema è uno, se sappiamo che lì non possiamo entrare, non possiamo passare, non dobbiamo entrare, non dobbiamo passare, perché se no, le faccio l'esempio più facile per chi magari ci ascolta, se c'è scritto che bisogna andare a 130 all'ora non possiamo andare a 190, sì, vabbè, è la stessa identica cosa. Questo è un paragone che non regge molto. No, ma è la stessa identica cosa, perché se il ministro ci dà indicazioni al capo della polizia e il capo della polizia dà delle indicazioni ai prefetti e ai questori di non far fare la manifestazione o di farla fare in quell'area, cosa che decide il questore e il prefetto nel sistema di ordine pubblico, e lei vuole transitare in area rossa, lei non può transitare. La polizia purtroppo ha dei sistemi anche coercitivi per far rispettare la legge, questo è il problema. E io le garantisco che, questo succede anche negli stadi. No, ma quello che stupisce è che certi sistemi coercitivi sembra che vengano utilizzati con più facilità nei confronti di manifestanti pacifici piuttosto che di manifestanti che invece magari se lo meriterebbero. Ecco, questa è che adesso guardi, abbiamo sforato già di brutto, magari se vuole concludere sinteticamente, dopo ci torneremo sopra. Purtroppo queste persone che arrivano da fuori Trieste, perché ripeto, io ho sentito sindacalisti del porto e hanno detto i nostri vanno a lavorare tranquillamente, sono un centinaio quelli che non vogliono di Trieste e gli altri, ripeto, 2.500, 3.000 arrivano da fuori solo per far confusione, dove vanno? A fianco di quel povero disgraziato che ha diritto di protestare. Questo è il problema. Bene, grazie a voi. Grazie Raffaele Padrone, esponente del sindacato FSP Polizia. Lutto nel mondo dell'imprenditoria veneta, è mancato il fondatore dei Lampadari Guerra. Sentiamo Alessio Conforti.